Buonasera e benvenuti allo Sport City, amici di Fanner. Sta per andare in scena la 28esima giornata di Serie A della Lega Calcio A8. Scontro importantissimo in chiave salvezza. Nes Calcio A8, 12esima in classifica a 24 punti, contro l'Alitalia Calcio, 11esima a 27 punti. Leggiamo le liste di gara. Il Nes Calcio 8, il numero 9 Celiani, numero 1 portiere Cervellini Jacopo, numero 7 Cosimi Manuel, numero 5 De Paulis Angelo, numero 8 Fiammelli Alessandro, numero 11 Marcella Federico, numero 2 Palmieri Mattia, numero 10 San Marco, numero 6 Trevisani, numero 4 Valentini, numero 3 Zanobi. Risponde l'Alitalia con il numero 19 Balzani, numero 1 Calcaro, numero 32 De Francesco, numero 18 De Michele, numero 26 De Santis, numero 33 Gimelli, numero 24 Mainella, numero 21 Sannibale, numero 20 Santilli, numero 22 capocannoniere Severini Luca, numero 28 Taroni. Tutto è pronto per l'inizio del match. Nes Calcio 8 in completo bianco attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Risponde l'Alitalia Calcio in completo verde, attaccherà verso destra. Zanobi allarga verso il numero 5 De Paulis, ancora Zanobi, sempre per De Paulis che non riesce nel controllo di palla. Allora rimessa laterale per l'Alitalia Calcio. Palla lunga a cercare Severini, prova uno stop a seguire, bellissimo, raggiunge il pallone Severini, grande numero, il numero 22, sempre lui in possesso, dietro per il numero 18 De Michele, costretto a indietreggiare in retropassaggio pericoloso per il numero 32 che prova il sinistro dalla distanza. Ci ha provato De Francesco. Rimette Cervellini per il Nes, lancio lungo per il numero 9 Celiani, pressato da due avversari, costretto a perdere palla. De Michele, largo per Severini che non riesce a mantenere rimessa infine per il Nes, va a batterlo De Paulis. Rischia un pochino la difesa del Nes, prova la verticalizzazione subito per Celiani, non va a buon fine il passaggio. Calcaro allora rinvia lungo, Zanobi mette giù, guardo alto, allarga verso De Paulis. San Marco, centralmente, doppio passo, la palla sul sinistro, lo prova sul fondo. Balzani, avanza palla al piede, Balzani, ottima la palla per Severini, che va sul sinistro, rientra Severini e la scarica larga. Balzani, cambia lato d'attacco l'Alitalia. Ancora Balzani, Severini punta il diretto avversario, prova a verticalizzare, murato il tentativo di passaggio di Severini, protegge bene palla Luca Severini, scarica verso Balzani che ricomincia da Gimelli, palla in verticale, Severini cerca di controllarla. Buono disimpegno del Nes Calcio 8, adesso attaccato alle spalle Celiani, San Marco scusate, Severini, Balzani, ancora palla per il numero 22 Severini, prova a liberare il destro, palla sporcata, adesso c'è fallo su Luca Severini, la posizione interessante, defilata.
sul pallone sempre Luca Severini. Si allontana Balzani, allora sarà sempre lui a battere il calcio di punizione, il numero 22, capocannoniere con 29 reti, Luca Severini. La rincorsa lunga, prova la conclusione direttamente in porta, pallone deviato, rimane lì e poi c'è il vantaggio che arriva al quinto minuto di gioco, segnato il numero 28 dell'Italia, Taroni. Passata in vantaggio l'Italia Calcio al quinto minuto di gioco con Taroni dopo la punizione deviata di Luca Severini. È arrivato il vantaggio. Nes Calciotto prova subito a rispondere con la verticalizzazione intercettata. Libera la difesa dell'Italia. Zanobi attaccato alle spalle. Rischia qualcosina Zanobi. È fortunato nel rimpallo. Adesso all'Italia Calcio che torna in possesso del pallone con questa rimessa laterale. Balzani gliela ridà a Santilli. Capisce tutto Zanobi che punta al diretto avversario. Perde palla, la recupera il Ness. Adesso ottimo la scucchiaiata verso il numero 9 che prova il numero. Celiani ci ha provato. Primo calcio d'angolo della gara per il Ness Calcio a 8. Mucchio in aria, pallone deviato, rimessa laterale in favore del Ness che non ci sta. Rimessa lunga a cercare sempre Celiani. Fallo in attacco però su Gimelli. Gimelli, lancio lungo, intercettato, Zanobi mette giù, spazio per il numero 11, pallone in verticale a cercare sempre Celiani, attenta alla difesa dell'Italia, Balzani, contrastato, buono il contrasto del numero 5 verso palla in verticale, anticipato Severini, Zanobi, pressato, costretto a ricominciare il Ness. Buono adesso il pallone centralmente, doppio passo, subisce fallo ma c'è la regola del vantaggio, adesso occasione per il Ness che spreca tutto. Dai, oh! Posizionando! Posizione! Chiara occasione da rete anche per il Ness con San Marco. Pallone intercettato da Zanobi. Regola del vantaggio, ancora il numero 18 in possesso, De Michele che cambia lato, Severini viene incontro, numero di Severini, ancora Severini, prova il destro dalla distanza, pallone fuori di un nulla. Prova il numero, controlla il numero 28 dell'Italia, Taroni, l'autore del vantaggio. Pochi minuti fa Giordano Taroni per l'Alitalia. Celiani attaccato alle spalle, perde il possesso, la recupera De Michele. Balzani temporeggia Balzani, adesso ragiona l'Alitalia, cambia lato d'attacco, palla buona larga, chiede lo scambio con Severini, il compagno. Corto il passaggio, allora può ripartire il Ness. Zanobi. Siamo fermi! De Paulis, ancora Zanobi. Buono il numero del numero 10. Può liberare il sinistro, sceglie il passaggio per Celiani che viene intercettato. Poteva anche tirare San Marco. Zanobi, subito in verticale, c'è spazio per San Marco che serve largo, De Paulis che prova la conclusione, attento Calcaro.
che manda la palla in calcio d'angolo. Marcella si incaricherà della battuta per il Ness. Sguardo in mezzo, palla tesa, c'è la traversa incredibile, la palla ancora buona per il Ness, la rimette in mezzo, libera tutto infine Gimelli. Ancora occasione per il Ness per il pareggio. Dai, posizioni, oh! Sicuramente non fortunato in questa occasione il Ness. Trevisani, larga per De Paulis, attaccato, palla in verticale per Celiani, attaccato fallosamente alle spalle da Gimelli, posizione interessante, siamo vicini dalla porta di Calcaro. Vediamo chi andrà alla battuta di questo calcio di punizione. Marse, ce l'hai, Marse, ce l'hai te, Sul punto di battuta Marcella con il destro. Mister Benedetti chiama alla battuta Marcella. In corsa Marcella va col destro a giro, Calcaro attento, la palla rimane lì e c'è il pareggio del Ness, calcio 8 al 12esimo, 1-1. Dai, oh, siamo mosci, Oh! Ah, raga, lo sentite, oh? Vedo te muovi, quando c'è palla, se te muovi. Stiamo fermi a aspettare il pallone, Dai, oh! 1-1, tutto da rifare per l'Alitalia. Calcia addirittura in porta Severini. Debole la conclusione. Trevisani. Cosimi. Incontro San Marco ancora per Trevisani, però non si capisce con il compagno. Fallo di mano avvisato dall'arbitro dopo il controllo, la palla è schizzata sul braccio di De Michele, allora palla per il Ness, bella l'apertura di Zanobi per Marcella che mette giù. Marcella, bello il cross, sembrava indirizzarsi verso Celiani, invece la palla finisce sul fondo. Rimette Calcaro corto per Gimelli, Balzani, attaccato subito da San Marco. Buono il pressing, adesso c'è la giocata forzata, adesso esce benissimo l'Alitalia, c'è spazio centralmente, palla per Severini, che era occasione da gol, Severini, palo, gol, e arriva il 30esimo, gol di Severini, 2-1, vantaggio all'Italia al 14esimo. Sempre più capocannoniere di questa Lega Calcio 8, Luca Severini, contropiede micidiale del numero 32 De Francesco, che salta l'uomo centralmente, trova spazio, suggerimento per Severini che non sbaglia, 2-1 all'Italia. Zanobi deve rispondere subito il Ness che è in partita, libera l'Italia, palla sempre per Severini, di tacco di prima per De Michele, prova il sinistro, Murato, ancora palla per Severini che scarica il destro deviato, calcio d'angolo per l'Alitalia. Balzani la ridà a Luca Severini, ancora palla per Balzani che prova cross in mezzo, Cosimi non riesce a servire, ancora Marcella gliela ridà al numero 7, Cosimi, numero di Cosimi che subisce fallo. Disimpegna l'Italia con Gimelli, De Francesco, buono il movimento di Balzani che si smarca
attaccato da Zanobi, Balzani subisce fallo. Marze, dai una mano, Marze! Fa indietreggiare la battuta di questo calcio di punizione il direttore di gara. Palla a Balzani. De Francesco avanza, palla al piede, De Francesco lascia alle spalle Marcella, palla per Severini, siamo fuori l'area di rigore, attaccato da 3 avversari, addirittura Severini prova a servire De Michele, lungo il suggerimento, allora palla per il Ness, San Marco attaccato alle spalle efficacemente, palla per l'Italia, De Michele in area di rigore prova a servire Severini, pallone deviato, allora calcio d'angolo. De Michele fa il movimento, Severini servito, viene però anticipato, libera infine il Ness, ci prova Celiani. De Francesco, palla per il playmaker Balzani, Severini, Balzani, Severini di prima, dietro Di Francesco, impreciso, attaccato da Celiani, costretto a indietreggiare Gimelli, si allarga Santilli, viene incontro Balzani, attaccato, perde il possesso Zanobi, ottimo il suo lavoro e lo scarico per De Paulis, ottima la prova di Zanobi fino adesso, sicuramente il migliore dei suoi. Trevisani, Cosimi, San Marco, palla per Celiani che protegge bene sull'attacco di Gimelli, Celiani libera al sinistro, Murato, poi completa il disimpegno Gimelli e poi Balzani spazza via, intercetta Cosimi, l'appoggia per Marcella, favorito dal rimpallo, Marcella, azione personale, attaccato alle spalle, c'è un ottimo calcio di punizione per il Ness, al limite dell'area, l'estremo destro dell'area di rigore, vediamo se sarà ancora Marcella a battere questo calcio di punizione. 18° minuto del primo tempo, parziale fermo sul 2-1 per l'Alitalia Calcio. Ness comunque ha fatto un'ottima gara fino adesso, sfortunata in qualche occasione. Bella la partita qui al centrale dello Sport City, gara delicatissima in chiave play out. Lunga la rincorsa di Cosimi. Rincorsa al sinistro, ribattuto. Può ripartire in contropiede dall'Italia, subito fermato. Balzani prova a riservire di prima, buono il pallone per De Michele. Rientra sul sinistro De Michele. Il movimento del numero 28 Taroni che scarica il destro, la deviazione sotto porta di Severini che finisce alta. Non vedevo chi era quello che tirava. Marcella, San Marco, movimento di Zanobi, scarica per De Paulis, largo a sinistra, pallone per Celiani intercettato da Santilli, pallone per Zanobi, buono il movimento del numero 3, ancora Zanobi, palla per Cosimi, Marcella prova a caricare il destro, Marcella si deve superare Calcaro, ottima la risposta dell'estremo difensore dell'Alitalia Calcio, ancora calcio d'angolo per il Ness. Pallone morbido, lo libera De Francesco, Cosimi attaccato da Severini, ottima l'azione di Severini, contropiede dell'Alitalia, 3 contro 3, si allarga Taroni che non viene servito, sceglie De Michele, Severini era più libero sicuramente il numero 28 Taroni che non viene servito, resiste alla carica De Michele che riconquista il pallone ai danni di Marcella, De Francesco, Balzani cambia tutto a favore di Santilli, viene a prendersi il pallone a centrocampo, Severini attaccato alle spalle da Zanobi, sembra volerci provare Luca Severini che ormai è a quota 30, ci prova direttamente, sorprende anche noi.
la tocca però il portiere, allora calcio d'angolo per l'Alitalia. Si avvicina alla battuta De Michele. Michael. De Michele, cross in mezzo. Nessuno riesce a deviare il pallone. 5 minuti alla fine di questo primo tempo, 2-1 per l'Alitalia. San Marco cerca l'inserimento di Marcella, pallone troppo lungo. Forzata la giocata di San Marco che finisce sul fondo. Marcella subito a prestare De Francesco. Non lascia spazio. Balzani. Gli rimbalza il pallone prima dell'impatto. Attenzione, gioco pericoloso di Luca Severini. Ravvisato anche dal direttore di gara. San Marco se ne va. Fermato da Balzani. Protegge palla Severini che la scarica per Balzani. Prova a ridargliela a Balzani. Pallone deviato. Scusate, era De Michele. Allora Cosimi, largo sulla destra. Valentini. Ne è entrato per Ness. Palla per Mazzella. Difettoso il controllo, allora può recuperarlo l'Alitalia. Forzata la giocata di Balzani. Allora ancora Valentini. Cosimi. Sguardo in mezzo. Cross dalla tre quarti. Tiro cross. Time out chiamato dalla panchina del Ness. 2-1 per l'Alitalia. Si può riprendere a giocare al centrale dello Sport City. Parziale fermo sul 2-1 per l'Alitalia. 23esimo. Carica il sinistro Valentini. Altissimo. È entrato il numero 8 Fiammelli. Attaccato alle spalle Severini. De Francesco si gira bene, scarica il destro De Francesco, ottima l'azione di De Francesco. Buono lo stop e il servizio per Severini. Ancora Severini, lotta in mezzo a due avversari. De Michele la conquista. Prova a servire De Francesco con il tacco, capisce tutto. L'avversario, prova a ripartire il Ness. Ottima l'azione del numero 24, il neoentrato. Adesso azione di San Marco. Palla buona per lui, il destro ribattuto. È entrato Mainella per l'Alitalia che si schiera sulla destra. Ottimo il movimento di San Marco che serve il compagno Fiammelli, attaccato da tre avversari. Libera la difesa dell'Alitalia. Trevisani, attaccato da Severini, deve disimpegnare Trevisani. Lo aiuta De Paulis, palla per De Francesco che prova a servire Severini. Troppo lungo il suo suggerimento. E allora palla per il Ness. Zanobi. Scusate, il numero 4 Valentini. De Paulis. Fiammelli. De Paulis. Valentini. San Marco. Buono il movimento. Palla per Celiani che prova a girarsi. Celiani atterrato. C'è però fallo in attacco secondo il direttore di gara. Fiammelli attaccato alle spalle. San Marco. Bello il numero di San Marco. Scarica per Celiani. Palla in mezzo. Calcaro. Ci mette i guantoni. Ancora Fiammelli. Prova il numero. Fiammelli. Lotta contro tre avversari. Alla fine l'Alitalia recupera il pallone. De Francesco che serve Severini che prova a girare tutto dall'altra parte per De Michele. Chiude De Paulis.
lascia scorrere Balzani, viene incontro De Michele, fallo laterale in favore del Nes Calcio a 8, che ha tutto il tempo per recuperare. Valentini, ancora Valentini, buono il movimento, attaccato da De Francesco, la rimessa è per il Nes. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Questo è cosa che fanno nervosismo, eh? La partita pulita, regolare, continuiamo, no? Palmieri, palla per Celiani che lascia scorrere, capisce tutto Gimelli. De Michele, prova il numero. Ok, dove lei può giocare? Mainella. Viene incontro Severini che gioca di prima in favore di De Michele. La recupera il Nes. Trevisani. Valentini che prende il posto di Zanobi. San Marco. Attaccato San Marco. Finisce in questo momento il primo tempo 2-1 per l'Italia. Tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo tra Nes Calcio a 8 e Alitalia Calcio. Alitalia in vantaggio di una sola rete, 2-1. Va Severini direttamente dal calcio d'inizio. Libera De Francesco, palla per Severini, attaccato alle spalle, palla buona sempre per Luca Severini, a tu per tu con il portiere. Simulazione, ammonizione per Luca Severini. Anzi, sarà calcio di rigore, scusate, per l'Alitalia Calcio. Severini contro Cervellini. Rincorsa di Severini, destro secco, spiazza Cervellini, Luca Severini e sigla il 31esimo gol in stagione. 3-1 all'Italia. Dai, oh! Miki! Valentini, largo per il compagno, cross deviato, palla che finisce tra le mani di Calcaro. Dammi una mano! Calcaro, lunga, palla per Valentini. San Marco. Valentini, viene incontro Fiammelli. De Pauli se la mette in mezzo per Celiani, trattenuto, libera però l'Italia con De Francesco che riparte a gran velocità. San Marco, ancora lui, il numero 10 prova a liberarsi. De Paulis per San Marco, sempre lui, cross in mezzo per Celiani che prova a girarsi. De Francesco viene incontro Severini. Bello il passaggio di prima per De Michele. Palla ancora per Severini che carica il destro. Di poco fuori la conclusione di Luca Severini. Valentini per Palmieri. Valentini, attaccato alle spalle. Palla per Celiani. Prova la deviazione di testa per Palmieri. La fa sua Calcaro, che rimette vicino per De Francesco. Apertura con l'esterno destro per Mainella.
Palla buona per Fiammelli, capisce tutto De Francesco. Vai, fermo, forte, 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 forte. Severini. Lo segue Trevisani. Palla per Balzani che ha spazio. Palla per Mainella che va al cross, la mette dietro. Palla che diventa buona per Severini. La finta col destro, la conclusione di Severini, tripletta personale e 32esimo gol per Severini, 4-1 all'Italia. Oh, dai, oh, invece di parlare, dai, oh, dai, dai, dai. San Marco, ottima azione personale, scarica per Fiammelli che prova il cross per Celiani, ottima l'occasione per il Nes. Guarda come stiamo messi, oh, guardate come stiamo messi. De Francesco, lunga adesso la formazione di Benedetti. De Michele, Mainella, prova a metterla in mezzo Mainella. Deve rimanere in partita il Nes, c'è tutto il tempo. De Michele alla battuta di questo calcio d'angolo. Severini carica il destro, ci ripensa, non lucca per De Francesco che rimette in mezzo questo pallone. Cervellini lo fa suo. Celiani anticipato da Gimelli. De Michele per Severini che è dentro l'area di rigore. Severini si gira, chiude tutto Trevisani. Balzani lascia la battuta a Mainella che non ha fretta. Salimo, senza paura. Mainella allarga per De Francesco. Buona l'azione del numero 32. Tacco per Severini, era buona l'idea. Taroni è rientrato in campo per l'Alitalia. La mette giù San Marco, attaccato subito da Balzani. La raggiunge Severini. La tiene in campo, attaccato da Trevisani. Rientra, la scarica per De Michele che gliela ridà. Buono il fraseggio dell'Alitalia che si porta sul 5-1. Quarto gol personale per Severini e 33esimo gol. Vedete qua. Si ricomincia a giocare 5-1 per l'Alitalia Calcio, inizio shock di questo secondo tempo per il Nes che ha subito 3 reti in pochi minuti. Ci prova adesso Marcella attaccato da De Francesco. Cosimi. Marcella. Si gira San Marco. Allarga per Marcella. Cross in mezzo. Calcaro. Era De Paulis che ha provato il tiro cross. San Marco a battere questo calcio d'angolo. De Paulis, Celiani al centro dell'area. Palla per De Paulis, libera il portiere. Poi la conclusione con il destro del numero 3. Zanobi, ne è entrato. È rientrato Zanobi. Vediamo in che posizione andrà a mettersi il numero 3. Attaccato alle spalle il numero 28, Taroni. De Francesco per Balzani. Severini. Era giusta la palla per De Michele che prova
ad allungarla per Taroni, che non può raggiungerla. Allora Ness con Trevisani, poi Marcella, apertura troppo lunga per Cosimi, Mainella per Severini, ricomincia l'Italia con De Francesco, suggerimento deviata con la mano secondo l'arbitro San Marco, che poi viene ammonito per proteste. Severini, attaccato da due avversari, perde il possesso. Marcella per Celiani, che non riesce nel controllo. Palla in avanti per nessuno. Allora Ness con San Marco. Palla per Zanobi. Fiammelli prova la conclusione deviata da De Francesco. Calcio d'angolo. Cosimi sul pallone, viene incontro Fiammelli, capisce tutto Gimelli che spazza via. Ancora Fiammelli, vicino per Marcella. San Marco, attaccato da De Michele. Palla sulla destra per Zanobi, che se ne va su De Francesco, che però lo tiene. Grande azione difensiva di De Francesco, che subisce anche fallo. Grande prova del numero 32 dell'Italia. Quale grande prova? Gioca, amico. Gimelli. Che dobbiamo difendere? Che dobbiamo difendere? Severini, attaccato da Trevisani. Sarà calcio di punizione. Oh, che dobbiamo fare? Oh, signore, giochiamo sta palla, che dobbiamo fare? Oh! Lunga la rincorsa di Luca Severini, proverà ancora la conclusione verso la porta di Cervellini. Carica il destro Severini, non trova questa volta lo specchio della porta. Può ripartire il Ness. Cosimi, attaccato da Mainella. Marcella. Fiammelli con la suola. C'è spazio per Marcella. Attende adesso tutta dietro all'Italia, in vantaggio di 4 reti, 5-1. San Marco. Cosimi carica il destro. Calcaro. Zanobi. Palla dietro per Cosimi, che carica il destro, che viene murato. Ci prova il Ness. Cosimi attaccato da De Michele, perde il possesso, spazza via poi Mainella, la recupera Trevisani. Marcella. Zanobi. Sguardo in avanti, ricomincia da Marcella, guadagna metri. Il Ness adesso, appoggio errato di prima intenzione di Fiammelli, che regala il possesso all'Italia. Stop e girata bellissima di Severini. De Michele prova a ridargliela, troppo lungo il cross. Marcella per San Marco, che prova a suggerire
il pallone in avanti per Fiammelli che non lo raggiunge, allora Calca lo rimette per Gimelli. Attaccato Mainella da Cosimi, carica il destro Marsella, gli rimbalza davanti. Calcaro con le mani lungo a cercare De Michele che la mette giù. Se ne va De Michele. Buona la giocata di De Michele che fa salire De Francesco. Taroni, sguardo in mezzo, cross deviato e allora Cervellini la raccoglie. Cosimi, attaccato subito da Mainella, fallosamente. Marsella, in avanti per Fiammelli. Largo da Zanobi. San Marco. Pallone deviata che diventa buona per Fiammelli che va di rovesciata. Occasione per il Nes per il 5-2 con la super giocata di Fiammelli. Gimelli lungo. Stacca alla fine Trevisani. Va Zanobi. Cosimi. Punta e va con il destro. Giochiamo fino alla fine, regà, non proviamoci, giochiamo pure tutti quanti. Giochiamo con poca convinzione, giochiamo. Calcaro va da Taroni, la mette giù. Severini anticipato da Trevisani. Marsella. De Paulis. Zanobi. Marsella. Prova a servire Fiammelli. Chiude tutto Gimelli. Ottimo lo stop di Severini che punta a Trevisani. Serve De Michele. Buona la diagonale di De Paulis che accompagna il pallone fuori. Cervellini veloce dalla parte di Cosimi. La rimette per Zanobi. Grazie. Gioca. De Francesco per Severini. Ancora rimessa per l'Italia. Santilli. Larga per Taroni. Rimessa per il Nes. Marsella. Verticale va da Fiammelli, anticipato da Gimelli, che serve bene De Michele. Fa tutto da solo De Michele, da tu per tu con il portiere. Zanobi. San Marco. Va da Marsella. Accompagna Cosimi. Servito adesso. Sguardi in mezzo. Pallone deviato, allora calcio d'angolo. Palla dietro per De Paulis che carica il sinistro, attaccato da De Michele. Libera infine non benissimo la difesa dell'Italia, pallone che rimane lì. Chiesto un fallo di mano. E dai, per favore, oh. Ci hai fischiato un fallo di mano qua su San Marco. Ci hai fischiato qua un fallo di Zanobi, mano. attaccato da Santilli. Marsella, largo da Cosimi. Nessuno dice il cazzo. Cosimi, carica il destro. Deviato. Ancora calcio d'angolo per il Nes. Palla morbida, libera la difesa dell'Italia. La De Michele, favorito dal rimpallo, prova a ridargliela il compagno. Non lo fa benissimo, allora palla restituita al Nes. Marsella. Prova a giocarla il Nes. Marsella vicino da San Marco, attaccato San Marco. Cosimi pulisce la giocata per il Nes.
Cross dall'altra parte per Zanobi che prova a rimetterla al volo. Era difficile. Calcaro, va da Gimelli. Pallone per De Michele. Attaccato alle spalle, la recupera il Ness con Marcella. Zanobi, ancora Marcella. Valentini, cross per Fiammelli. Calcio d'angolo. Ammissione per Calcaro. Allora Fiammelli, cross dall'altra parte, la libera De Michele. Palla buona per Marcella che carica da destro, deviato. Zanobi, la stoppa, buono il numero di Zanobi, se ne va ancora lui, fallo al limite dell'area. L'hanno chiamato 4 volte. Lo so, è così, sono le regole, te l'ho spiegato su 4 partite. Perché l'ho fermato ogni volta, non posso fare la stessa cosa ogni volta. Hanno chiamato 4 volte, 4 volte. L'arbitro è venuto 3 volte da me a dirmelo. È una regola, oh, non si tratta di sta chiesa. San Marco e Marcella. Marcella con il destro, non passa neanche questa. San Marco viene incontro Valentini che prova a ridargliela. De Francesco. Gimelli, anticipato da Fiammelli. Esce Calcaro. Serve Santilli. Mainella batte questo fallo laterale, viene incontro Severini, gliela ridà. Ancora fallo laterale in zona d'attacco per l'Alitalia, sempre Mainella. De Michele. Marcella. Se ne va Marcella, attaccato alle spalle Celiani. Mainella prova l'apertura su Severini, capisce tutto Trevisani che serve Celiani. Palla buona per il numero 9 che fa 5-2. Disattenzione della difesa dell'Alitalia. Ness calcio a 8 che va sul 5-2. Manca però pochissimo alla fine di questa partita. Un fallo da inizio partita. Abbiamo una pallonata a faccia qua, ce l'hai ammonizione e cartellino giallo. Lì la stessa cosa, siamo a pace. Va bene, va bene, va bene. Non deve fare una quella dei campioni, Ma Severini. Nessun problema per Cervellini. Guardi in mezzo Valentini. Marcella. San Marco. Finta di San Marco, va col destro. Ribattuta da Gimelli. Calcio d'angolo per il Ness. Cross basso. Taroni la mette fuori. San Marco. Ness lotta fino alla fine. Marcella. Buona la palla per il numero 2. De Francesco capisce tutto. Buono il fraseggio, il contropiede. Va velocissimo il numero 32, rincorso dall'avversario. Va il numero 32 che fa 6-2. De Francesco corona una prestazione fantastica. 6-2 per l'Italia.
Arriva il triplice fischio dell'arbitro. Arriva il triplice fischio dell'arbitro. L'Alitalia Calcio batte per 6-2 un NES Calciotto che ha lottato fino alla fine. Forse troppo pesante il passivo per i ragazzi di Benedetti. L'Alitalia Calcio che si porta 30 punti, il NES che rimane a 24.